È andata ben oltre le aspettative la mostra sull'opera di Giovanni Segantini. Inaugurata il 25 ottobre al Museo Civico di Bassano, ha superato la quota di 100.000 visitatori. In realtà no, mi aspettavo un ottimo risultato, ma sicuramente questo è un traguardo oltre le aspettative che ci rende incredibilmente felici, anche perché la mostra non è solo molto visitata, ma anche molto apprezzata. È una delle mostre dell'anno. Davvero una grande soddisfazione per come è stata ideata inizialmente, per come poi è stata organizzata e ben comunicata, quindi davvero un grande lavoro di squadra e i risultati, quando il lavoro di squadra c'è ed è solido, si vedono. Fondamentale è stato il lavoro del comitato scientifico e il supporto del personale, delle guide e dei volontari. Dopo il successo con Brassai e ancor di più con Segantini, si guarda già al futuro. A breve vi annunceremo la prossima mostra che sarà ospitata ai musei civici il prossimo autunno, e quindi andremo ad accompagnare i mesi autunnali ed invernali con un'altra mostra che sicuramente porterà in città tanti turisti e visitatori. In questi ultimi giorni di apertura, le prenotazioni riempiono tutti gli orari di visita dal mattino al pomeriggio. Molti visitatori sono tornati più volte, vengo spesso fermata proprio per dirmi che la mostra è speciale e che sono tornati più volte a visitarla perché lascia loro delle sensazioni veramente importanti.